Il Consiglio dei Ministri sblocca 84 milioni di euro per Venezia, pronti a erogare i primi rimborsi a 6.916 tra privati e imprese, oltre ad avviare altri 37 milioni di euro di cantieri per il ripristino della città. Una risposta concreta, un lavoro di squadra. L'annuncio è arrivato con un tweet del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, commissario per l'emergenza acqua alta. Brugnaro precisa che questo secondo stanziamento segue quello da 20 milioni deliberato il 14 novembre scorso dal governo, contemporaneamente alla dichiarazione dello stato d'emergenza all'indomani dell'acqua alta da record del 12 novembre, per cui venne in città anche il premier Conte. I lavori di ripristino interesseranno scuole, sedi istituzionali, musei, la viabilità acquea di Venezia e Isole, città metropolitana Fenice, musei civici e provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto. Ora, ha concluso Brugnaro, dobbiamo impegnarci perché questi soldi arrivino nel più breve tempo possibile nelle tasche dei veneziani. Nei prossimi giorni, appena avremo la disponibilità delle somme, fatte le doverose verifiche anche con il supporto della Guardia di Finanza, provvederemo come struttura commissariale a comunicare da quando si potranno erogare i rimborsi, una volta ricevuti tutti i corrispettivi richiesti.